Nell'incipit del documentario sulla Cina da noi prodotto, raccomandavamo la costanza di Marco Polo e l'umiltà del Tao. Per entrare nello spirito della città proibita si devono sciogliere i nodi di ogni sapere, della parola scienza sostituendola con agire, progredire. Tra le logiche, quella matematica può orientare. Questa, infatti, si può definire come una dipendenza. Ogni numero dipende da quello che lo precede e condiziona il seguente. Così, passo dopo passo, in un'azione che si propone uno scopo, ossia una funzione, si arriva ad un algoritmo utile ma insufficiente. Questo però apre porte accessibili, diversamente sarebbe inutile. Se al concetto dell'agire utilmente associamo la funzione rituale, ci saremmo avvicinati ad un popolo che ha realizzato un'opera inconcepibile come la muraglia cinese. Ebbene, la città proibita è, rispetto alla smisurata muraglia, molto più importante, troppo importante, e non solo per la Cina. Difficile per noi capire. Dopotutto è una città nella città, più volte violata dagli uomini e dal fuoco, in parte ricostruita simile all'originale, certo non uguale, quanto meno nel valore. E qui inciampiamo. Che ne sappiamo noi di come concepisce il tempo, l'autenticità, questo popolo dalla cultura più antica della nostra di almeno 4.000 anni? Noi distinguiamo i periodi storici per categorie, frazioni di tempi distinguibili. Chi agisce per fare del suo continuo progredire la sua storia, il suo continuo operare minuzioso, preciso, monotono, uniforme, come può frantumare un processo simile al rito? Vi ricordiamo i nomi di alcuni padiglioni. Armonia suprema, purezza celeste, della tranquillità, della saggezza, poesia per sale vuote, cui si può accedere a prezzi modici. Perché e per chi è stata realizzata questa città vietata a chi che sia? Per le mogli, le innumerevoli concubine, la servitù, i guardiani? E perché tanti giardini, cortili, arredi, mobili? Qualcuno ci avrà vissuto, avrà usato le stoviglie, riposato sulle stuoie. E certo, i cinesi sono pratici, concreti, non sprecano tempo in addobbi superflui. Per l'imperatore? Dipende. Uomo
transeunte o elemento di una funzione. Torniamo all'origine del nostro balbettare. Se fosse la funzione dell'origine, la funzione della normalità, la funzione dell'ordine, allora forse ci avviciniamo al perché del proibito. L'imperatore ha il compito di rappresentare con il rito il movimento della Terra, del sistema solare, dell'universo, degli universi, affinché nell'ordine delle cose il bene vinca sul male, l'armonia sul disordine e ripetendosi eternamente la vita sulla morte. Crediamo si possa ora entrare nel giardino che raccoglie le delizie, negli antri luminosi di piaceri, nelle sale piene di sospiri, sussurri, carezzevoli silenzi. Essendo senza tempo, la racconteremo come leggenda. Non essendovi centro, inizio e fine, cominciamo a vedere un cortile del Palazzo Imperiale, in cui, in un giorno qualunque del 1656, la cortesia era la nota dominante. Una guardia armata di sciabola indica a cittadini il luogo ove possono sostare, su un gigantesco tappeto variopinto, ove taluni conversano, altri paiono meditare. Il sole è caldo, un ombrellone può riparare il padre che al figlio descrive il palazzo. Dietro le cui finestre in molti osservano. Gli accessi sono protetti da armigeri con aste, mentre un banco è coperto di prelibatezze. Un uomo si prostra all'avanzare di un nobile. Nell'inchino si rinnova rispetto ed amicizia. Dei mercanti sono arrivati. Stanno per aprire i sacchi ed un mappamondo incuriosisce uno studioso. Per non equivocare, non è la piazza di un mercato. La gente viene da ogni dove, soprattutto con le loro insegne, per rendere omaggio all'imperatore Chalong. E da quel che possiamo vedere, pur cercando con attenzione, al nostro sguardo, egli è invisibile. Sotto il suo regno, tra il 1736 e il 1796, il paese prosperava, abbondavano i raccolti e i tributi consentivano di arricchire la città. Il drago in Cina è benvenuto. Il male ha altre forme. Osservate la porta della coltivazione della mente che consente di entrare nella sala ove alloggiavano gli ultimi 8 imperatori della dinastia Qing. Oltre al giardino ha una soglia da scavalcare. Serve ad evitare che il male che striscia come serpe possa entrare. L'imperatore guida il suo popolo, sia in pace che in guerra. Vediamo An Lushan entrare con le sue truppe vittoriose a Chang'an. Era partito da Pechino, un viaggio lungo, faticoso, eppure, nel momento del trionfo,
vessilli al vento, rulli di tamburi, cavalli bardati a festa ed un soldato che guarda con gratitudine ed ammirazione l'imperatore, il cui coraggio è d'esempio ai sudditi. All'interno della città proibita, anche Gengis Khan, ossia il sovrano universale, dopo aver realizzato il più grande impero della storia, trova pace e serenità. Sa che al bisogno l'imbattibile cavalleria mongola si eserciterà militarmente con la stessa disciplina che sta mostrando ora. Altre volte l'imperatore usciva per trovare conforto alle torride estati di Pechino. Kublai, nipote di Gengis Khan, tornava in Mongolia, a Chengdu. Tuttavia, anche in sua assenza, la città proibita conservava la sua sacralità, poiché è il simbolo, anzi la funzione, e questa non si può muovere. L'imperatore può morire, ma il rito continua. Un monaco che assume il nome dinastico di Ming, ossia luce, dopo aver guidato una insurrezione nel 1368, cacciati gli esosi governanti mongoli, liberò Pechino ed il figlio Zhu Di nel 1421. Proclamò Pechino capitale. Ritornò la prosperità fuori e dentro le mura. Il rito prevedeva anche festeggiamenti. Nel 1761, nel padiglione dello splendore purpureo, l'imperatore Qianlong della dinastia Qing presiedette al banchetto per festeggiare una delle molte vittorie militari. E se fosse donna, purché osservi il rito, Cixi può fregiarsi del titolo di imperatrice vedova dopo la morte del marito Xianfeng. Questo dipinto del XVI secolo è attribuito a Zhu Bang. Mostra un funzionario custode all'interno della città proibita. Metafora appropriata. La Cina era governata dai suoi funzionari, ognuno con il suo compito. Potevano cadere dinastie, crollare imperi. Pechino venne più volte rasa al suolo, bruciata, tuttavia loro garantivano la continuità e la ricostruzione. Avviciniamoci maggiormente agli edifici, iniziando dalla porta celeste, Tiananmen, riservata all'imperatore. Era il tramite tra il potere imperiale e il mondo esterno. Gli editti, i proclami, redatti nella sala della suprema armonia, venivano letti da funzionari mentre gli altri, allineati secondo l'ordine gerarchico, rimanevano inginocchiati al di là del ponte di marmo, guardando a nord, da dove temevano le invasioni. Il ponte centrale, detto della via imperiale, è affiancato da altri due, utilizzati dai membri della sua famiglia.
una leonessa in pietra scoraggia i malintenzionati, mentre con la zampa sinistra carezza il suo cucciolo, simbolo della forza dell'impero protettore dei suoi figli. Collochiamo nel tempo il simbolo del potere politico dell'impero cinese Xinjiang, città proibita di porpora, nota anche come Gugong, antico palazzo. Venne realizzato in 14 anni, dal 1407 al 1420, per volontà dell'imperatore Yongle della dinastia Ming, e con le mani di 100.000 artigiani e 1 milione di operai. Tuttavia, l'impianto progettuale di rigida struttura ortogonale si ispira ai principi stabiliti nel Zhou, le reti di Zhou, opera del IV secolo regolante i rituali di governo nel periodo Zhou. Orientata sull'asse nord-sud, a pianta rettangolare, occupa 720 metri quadrati ed il funzionario che la progettò è forse rappresentato nel dipinto, che ben descrive i ruoli tra corte esterna, imperniata sulle 3 sale cerimoniali ove l'imperatore svolgeva funzioni di rappresentanza, ed a nord la corte interna con i 3 palazzi posteriori e le ali laterali riservate alla famiglia imperiale. Tutto doveva avere una funzione, persino le decorazioni. 5 pipistrelli simboleggiano la felicità e con le ali proteggono il carattere stilizzato Shu, ossia longevità. I draghi sono dominanti nel soffitto e travature della Sala della Suprema Armonia, come nella sua scalinata, li troviamo. Draghi fluttuanti tra le nuvole scolpite nel duro granito. Nella Sala della Prosperità reciproca, Drago e Fenice si affrontano nel cielo. Delfini, leoni ed animali mitici in terracotta smaltata dall'alto del tetto scongiuravano gli incendi. La tartaruga è auspicio di longevità, così come la gru. E l'imperatore più longevo fu Kangxi della dinastia Qing. Come sedeva in trono l'imperatore? Il pittore Giuseppe Castiglione ritrae così Chalong e la sua prima sposa, Xiaoxiang. Osserviamoli. Mostrano solo il volto, mani e piedi sono coperti. Lui indossa una collana di corallo che, con dita invisibili della mano sinistra, trattiene. Lei lo fa con la mano destra e la collana è di perle. Gli abiti sono di seta e la bordura dei mantelli è irrigidita da sembrare ali. Lui è immerso da un mare di corallo ed un mostro apotropaico gli copre il cuore. Lei è protetta da draghi che spuntano aggettanti dai braccioli del trono. I leoni reggono lo scranno, eguale per entrambi. I tappeti si differenziano. L'uno è un florilegio di cromatismi e di intrecci, l'altro di sobria eleganza. L'incenso è un disinfettante, non può mancare nel palazzo della purezza celeste.
2 incensieri grandi ai lati e 4 bruciaprofumi in simmetria perfetta, coerente con la scritta appesa sopra il trono, un memento per il sovrano, sì retto e limpido. L'arte calligrafica e della meditazione si rafforzano con l'imperatore Kangxi. Non possiamo escludere che sia sua la scritta sopra il letto della sala della coltivazione della mente. Yu Ri Xin. I giorni si rinnovano. Oppure la scritta sul letto nuziale del palazzo della tranquillità terrestre. Il sole sorge e la luna cresce. Abbiamo detto che oltre all'imperatrice, il sovrano poteva avere nella sua corte quante donne volesse, tuttavia secondo un ordine gerarchico. Dopo la moglie, la consorte imperiale di primo grado, 4 di secondo grado, 6 concubine di terzo grado ed un numero imprecisato di Changzai, concubine di grado inferiore. Se l'imperatore gradiva trascorrere la notte con una di esse, ne estraeva il nome scritto su tessera di giada da un vassoio per consegnarlo ad un eunuco, silenzioso messaggero. Fece eccezione l'imperatore Hengzi dei Ming, che gradì l'abbraccio della sola moglie. Le consorti potevano salire di grado, generando il primo figlio maschio. Così fu per la consorte imperiale quando il figlio salì al trono con il nome di Yataching. Divenne imperatrice con il nome di Xiaoyi Chun. La concubina Cixi raggiunse l'apice del potere quale imperatrice vedova. Nell'accomiatarci dalla visita abbiamo la sensazione di aver compreso il senso della città proibita, una città troppo importante per essere compiutamente capita.